Benvenuti il mio nuovo video. Oggi siamo a Cortina d'Ampezzo, precisamente al Passo Tre Croci, e andiamo fino al lago Sorapis. È una bellissima giornata, fa un po' freddo e sono in compagnia di Elena. Ciao, dopo. Qui parte ufficialmente il sentiero 215 per rifugio Sorapis, al Vandelli, al lago. Guardate quante macchine, noi nemmeno le 8 è già tutto pieno. Per fortuna che abbiamo parcheggiato 500 metri prima, dove c'è un parcheggio enorme. Il percorso è circa di 12 km e 400 metri di dislivello, andata e ritorno, 500 metri. Primo pezzo pianeggiante, leggermente in discesa, poi vedrete poi che ci saranno dei momenti anche da tenersi con le mani. È un po' complicato, ma tutto è fattibile. È vero, Elena? Lo so, vedremo quando Mi raccomando, calzature adeguate, scarponcini o scarpe da trekking. Vai, salta! Monte Cristallo, spettacolare. Sentiero 215, rifugio Vandelli. Rifugio Auronzo e le tracime di Lavaredo, che si vedono due qua da qua. Il parcheggio è pieno. Carini di Misurina, spettacolo, meraviglia. Finito un tratto ripido, breve ma intenso, però guarda che spettacolo. Sto parlando dell'Ena, no, del panorama. Niente di difficoltoso, però comunque da stare attenti. Una corsa ad ostacoli. Se soffrite di vertigini non venite. È che manca poco. Gli ultimi passi è il lago Sorapis. Guardate che spettacolo. 1, 2, 3. Guardate che colore turchese. Spettacolo! Guarda dove vi porto. Dopo 2 ore e un quarto, 6 km e mezzo siamo arrivati al lago. Guardate che meraviglia della natura. È uno dei laghi più magici delle Dolomiti, dal caratteristico e unico colore turchese intenso, di tonalità che vanno dall'azzurro al verde acqua. Questa colorazione deriva dalle sottilissime polveri di roccia portate dal ghiacciaio omonimo. Adesso facciamo il giro del lago, ma non è proprio agevole il sentiero.
Questa zona qua del lago è più verde e là in fondo è proprio il turchese, in fondo all'inizio del lago cambia totalmente colore. Dopo pausa pranzo al sacco riprendiamo, andiamo a rifugio a bere qualcosa e poi scendiamo in macchina al parcheggio. Guardate che anfiteatro che abbiamo qua. Adesso sta arrivando molta gente. È arrivata un po' di gente. Salutate il lago. Ciao ciao lago. Arrivederci fra 10 anni, quando compierò 60 anni. Rifugio Vandelli al Sorapis. Guardate che panorama al Vandelli. Cadini e Misurina, Tre Cime e quello là non so cosa sia. Guardate, si vede che è il lago di Misurina. Bello, bellissimo. Dopo birretta e caffè riprendiamo e scendiamo la macchina. Sarà un'impresa a scendere perché vedo gente e gente che sale. Il sentiero è proprio agevole, doppio senso. Fa il sentiero a ritroso dell'andata. Marea di gente che arriva su a quest'ora, mezzogiorno. Ci sono un po' di macchine, stamattina eravamo in 10, adesso 1000! Dopo 14 km, oltre 4 ore più pausa pranzo, siamo tornati alla macchina, 400 metri di dislivello. Ho visto tanti che portano i bambini, però non è proprio una passeggiata. Su 400 metri di dislivello, ma con radici, scalette, è impegnativo. Non per tutti, secondo me. Un saluto da Michele. Ciao, alla prossima.